del ponte Morandi, la Guardia di Finanza nelle sedi di Autostrade per l'Italia, sequestrati documenti, a Bologna scritta contro il Benetton, sappiamo che è il colpevole, intanto Treviso si divide e Atlantia, il gruppo holding, contrattacca. Quali sono le condizioni del ponte di Vidor su cui ha richiamato ieri l'attenzione il presidente Luca Zaia? Siamo andati a vederlo, a capire dal sindaco e dalla gente cosa ci si aspetta per l'infrastruttura. Tragedia del pomeriggio a San Pietro di Feretto, il 79enne Angelo Miraval scende in un pozzetto in giardino per manutenzione ma non riesce più a risalire, muore annegato, era stato assessore. Ritrovato privo di vita il turista scomparso ieri nel Primiero, Carlo Bucci, 75 anni di Treviso, è stato individuato nel pomeriggio in fondo a un dirupo. Richiedente asilo nigeriano spacciava nel Moglianese a giovani, anche minorenni, è stato arrestato dai carabinieri. Un'estate tragica per i motociclisti, sono in questi mesi 8 i decessi, il comandante della Polizia Stradale di Treviso, le cause sono la mancata precedenza e l'alta velocità. Quasi 90 giorni di angoscia per la famiglia di Giocondo Ghirardo, svanito nel Lula durante una passeggiata nel Bellunese, ricerche sospese, la figlia lancia l'appello su Facebook. Un'altra medaglia internazionale per la freccia di Dosson di Casiere, Davide Paoli vince il bronzo ai 200 metri nei campionati europei di pattinaggio corsa in Belgio. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben ritrovati. Dunque l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali è stata un'altra giornata febbrile, convulsa sul fronte del caso delle conseguenze dopo il crollo del ponte Morandi a Genova, con la Guardia di Finanza nelle sedi di Autostrade per l'Italia e il sequestro di alcuni documenti utili per le indagini. Poi a Bologna le scritte apparse in un negozio del gruppo Benetton proprio contro i Benetton e, come vedremo fra poco, anche il contrattacco del CDA di Atlantia. Documenti, email, materiale informatico, tutto sotto sequestro. Stamane a varcare la soglia delle sedi di Autostrade per l'Italia a Genova, Firenze e Roma è stata la Guardia di Finanza su mandato della Procura genovese. A caccia di ogni elemento utile per approfondire le indagini sul crollo del ponte Morandi, perché l'inchiesta va avanti, anzi accelera. Oltre alle perizie dei tecnici di autostrade e degli ingegneri del Politecnico, allegate al progetto di messa in sicurezza del ponte da avviare in autunno, a certificare lo stato del ponte Morandi ci sarebbero anche diverse segnalazioni redatte dalle aziende che lavoravano in subappalto per autostrade. Documenti preziosi per ricostruire gli ultimi giorni prima del disastro, per ora senza indagati, anche se una svolta sembra vicina. Sono giorni febbrili e anche fitti di polemiche, e nel mirino ormai da giorni c'è anche sempre il gruppo Benetton, padrone della holding Atlantia. Nella notte la scritta apparsa sulla vetrina di uno dei negozi della catena di abbigliamento a Bologna. Genova, sappiamo il nome di chi è stato, si legge nella frase vergata in rosso e accompagnata da falce e martello. È opera di Noi Resistiamo, un gruppo di estrema sinistra attivo in tutta Italia. La scritta viene fatta rimuovere, indaga la polizia, ma il gruppo su Facebook posta il messaggio chiaro. I responsabili della tragedia del ponte Morandi hanno un nome preciso ed è quello della casa Benetton, principale azionista di Autostrade, scrivono. Ancora una volta la realtà ci mostra cosa vuol dire affidare a un privato la gestione di beni e servizi di interesse pubblico, perché per un Benetton, continuano, come per un qualsiasi altro imprenditore, la massimizzazione dei profitti passa per la riduzione dei costi. Mantenimento dei profitti anche a scapito della sicurezza e della qualità dei servizi. Per concludere il messaggio con un nazionalizzazione, unica via. Già, quella nazionalizzazione che vorrebbe la parte pentastellata del governo, in contrasto ormai aperto con la Lega. E mentre il titolo Atlantia in Piazza Affari continua ad affrontare un saliscendi vertiginoso, nella Treviso, che conosce bene il nome Benetton, ci si divide. Lui aveva una concessione, doveva mantenere i patti presi con il governo. Fa bene il governo, fa molto bene il governo a voler ritirare la concessione. Io non so esattamente quali responsabilità ci sono da parte di quella famiglia e non so che pensare. Più che altro la magistratura deve indagare e capire, insomma, sperando che ci sia un'indagine pulita e che venga fuori qualcosa di vero. Non è pensabile che lo Stato si lavi le mani dicendo che ha dato in concessione ai privati. I controlli devono esserci e deve esserci una compartecipazione di questo. Polemiche dunque, intanto proprio oggi all'indomani del CDA di Autostrade si è riunito anche il CDA di Atlantia, la holding del Benetton che controlla Autostrade, per fare il punto sulla gestione della crisi dopo il crollo del ponte Morandi. Il board, si legge in una nota della holding che controlla Autostrade, giunto nel pomeriggio, ha avviato la valutazione degli effetti
delle continue esternazioni e della diffusione di notizie sulla società, avendo riguardo al suo status di società quotata, con l'obiettivo di tutelare al meglio il mercato e i risparmiatori. Il CDA, ha spiegato ancora la società, ha avviato le verifiche relative all'impatto anche della lettera di contestazione formulata dal Ministero dei Trasporti nei confronti appunto di Autostrade per l'Italia in merito agli strumenti finanziari del gruppo. A pochi giorni dal disastro il governo ha infatti inviato appunto una missiva in cui, ricordiamo, si avviava l'iter per la revoca della concessione. Allo stesso tempo la holding Atlantia ha ribadito che le misure messe in campo da Autostrade a seguito del crollo del ponte Morandi a Genova trovano il pieno supporto da parte di Atlantia. Dunque è questa la nota che appunto parla anche della valutazione dell'impatto finanziario delle esternazioni nei confronti della società. E intanto c'è un altro effetto che riguarda il crollo del ponte Morandi e che riguarda in qualche modo anche il Veneto, ovviamente, perché il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha annunciato che non sarà presente a Venezia il prossimo 29 agosto per la serata di gara inaugurale del Festival del Cinema, questo in segno di lutto a seguito dei gravi appunto eventi dolorosi di Genova e anche del Parco del Pollino. Il Presidente ha riferito in una nota, ha deciso di restare dunque in sede in segno di lutto. Ma torniamo a parlare di infrastrutture, perché quali sono le condizioni allora del ponte di Vidor? Se ne è parlato molto in questi giorni e soprattutto ieri quando ha richiamato l'attenzione proprio su questo manufatto, su questa infrastruttura, il Presidente Zaia. Siamo andati allora a vedere questo ponte e a capire innanzitutto dal Sindaco cosa ci si aspetta per l'infrastruttura. Prima la tragedia di Genova, quindi il monitoraggio urgente chiesto dal Ministero su ponti e viadotti, poi l'appello al governo del Presidente Zaia per un'infrastruttura strategica. E il ponte sul Piave, ai confini tra Pederobba, Valdobbiadene e Vidor, torna di stretta attualità. Di metterci mano si parla da tempo, il traffico d'agosto non rende l'idea del carico che queste arcate sopportano solitamente. Il sindaco di Vidor, Albino Cordiali, lavora da anni a una soluzione del problema. Essendo che ha più di 100 anni, costruite con le tecnologie di quei tempi, ora con i carichi che stanno passando sicuramente qualcosa c'è da rivedere, sicuramente da pensarci seriamente di cosa fare. Dagli ultimi dati rilevati in questo periodo, in questi mesi, si parla del 22,3% di carichi pesanti, quindi oltre 4.000 veicoli pesanti al giorno sopra il ponte. Per il comune di Vidor, per la piazza di Vidor invece ne passano circa 16.000, circa un 18% pesanti. Nel 2015 era stato presentato da provincia e regione lo studio di fattibilità per la costruzione di una viabilità alternativa con un nuovo ponte a est, proprio a Vidor. Costo circa 40 milioni, la cifra ribadita in queste ore da Zaia. Progetto rimasto nel cassetto con la riforma delle province, ma quanto mai urgente. Ci porta a vedere il ponte dal Greto del Piave, il sindaco. All'ultima piena del fiume era addirittura stato chiuso al traffico. Guardando bene il ponte noi vediamo che i pilastri hanno una certa consistenza e quindi molto solidi, però vediamo che lo spessore dell'arcata nel punto più alto, all'apparenza almeno mia da profano, vede benissimo che è molto debole, quindi forse questo è il punto che diciamo critico di queste arcate. Va fatto un serio intervento di manutenzione, ma lo stanziamento più consistente va destinato altrove, ribadisce il primo cittadino. Mettere mano sicuramente per la manutenzione, per mettere in sicurezza sicuramente, però se dobbiamo spendere tantissimi milioni non vale la pena, è meglio costruire un ponte nuovo che collega direttamente la SP34 e la Feltrinea, tagliando fuori il paese di Vidor e anche la parte di Covolo, perché il Covolo è massacrato. Con questo sistema si può alleviare anche un po' il traffico della frazione di Bigolino e di Valdobbiadene, perché anche là passa il traffico pesante e quindi si alleggerisce anche il traffico in quella zona. Sicuramente è un vantaggio per tutto il territorio. E a Vidor è attivo anche un comitato che chiede la dismissione del vecchio ponte e la costruzione di un nuovo attraversamento sul Piave per liberare anche il centro del paese dal traffico pesante. Per noi quasi quasi sarebbe bello che il ponte lo chiudessero, nel senso che prendessero altri provvedimenti, perché non è rafforzando il ponte che si risolve il problema di Vidor, qua bisogna un altro ponte, un'altra strada.
Un ponte di oltre 100 anni, fin troppo sfruttato da una parte, e un centro abitato massacrato dal continuo passaggio di mezzi pesanti dall'altra. L'attenzione richiamata dal presidente del Veneto Zaia su Vidor, alla luce della preoccupazione del Ministero delle Infrastrutture in seguito al disastro di Genova, torna a far sperare i cittadini che una soluzione ai loro problemi, pur se onerosa, venga davvero trovata. Costruire un nuovo ponte significherebbe sgravare il centro da tir, autocarri e trattori. Ci sentiamo in dovere di manifestare il nostro imbarazzo, perché la causa del nuovo ponte era data per persa, per cui a noi fa uno strano effetto approfittare di questo momento per riportare alla luce, all'attenzione di tutti questo problema. Sono circa 20 anni che esiste un comitato, 17 anni fa circa abbiamo raccolto quasi 2000 firme che sono state mandate in regione, alla provincia. I risultati non li abbiamo ancora ottenuti perché la pericolosità è sia del traffico veloce, del rumore, dell'inquinamento acustico e dell'inquinamento atmosferico. Ultimamente abbiamo richiesto un intervento e adesso aspettiamo fiduciosi che qualcosa possa accadere. Ben prima di Genova il comitato aveva interessato la regione, che aveva spiegato di stare già lavorando con il nuovo governo per il reperimento dei fondi per realizzare la nuova viabilità. Lo stesso sindaco Cordiali ha ripetutamente sollecitato con gli enti superiori una soluzione. Vivere in centro al paese è diventato impossibile. Costruire un nuovo ponte non significa eliminare il vecchio, significa fare in modo che il traffico pesante venga spedito via da Vidor, dal centro di Vidor. Sentiamo vibrazioni proprio, ci sono state delle scarpolature nelle case e poi oltre a proprio vibrazioni, noi diciamo sempre se viene un terremoto noi non ci accorgiamo perché si trema in continuazione. Ecco, senta, di notte succede che ci si risvegli anche per questi rumori di colpo. In attesa di interventi radicali i cittadini chiedono su questa strada provinciale piccoli accorgimenti, rilevatori di velocità, manutenzioni costanti dell'asfalto, altrimenti la vita qui è impossibile. Il disagio noi lo sopportiamo, però a questi livelli è impossibile, insomma, vivere qua. Veramente io andrei via subito perché non so dove andare, ma... Allora la cronaca con l'assurda, davvero assurda tragedia avvenuta nel primo pomeriggio a San Pietro di Feletto, un incidente domestico costato la vita all'ex assessore Angelo Miravalla. È sceso nella cisterna interrata in giardino per riverniciarla, ma non è più risalito. I familiari hanno chiamato i soccorsi, ma quando è stato riportato in superficie era ormai senza vita. È morto così in via Salera, a San Pietro di Feletto, Angelo Miraval, 79 anni, figura molto nota per aver lavorato prima come dipendente comunale, poi come addetto all'acquedotto, quindi l'esperienza come assessore dal 2004 al 2014. L'incidente intorno alle 2 del pomeriggio era sceso con tutte le precauzioni Miraval. Esperto di quel tipo di lavori, potrebbe aver avuto un malore o essere scivolato. Caduto sul fondo della cisterna, è annegato. A recuperare il corpo sono stati i vigili del fuoco di Conegliano, intervenuti insieme al SUEN 118 e ai carabinieri. Sul posto anche il sindaco di San Pietro di Feletto, Loris D'Alto. Un amico per prima cosa, ma una persona che ha dato molto alla nostra comunità in tanti anni di attività lavorativa prima nella nostra amministrazione di San Pietro di Feletto, da amministratore poi abbiamo condiviso più di 20 anni di vita amministrativa insieme del nostro paese, amministrandolo fianco a fianco. Ha fatto per 10 anni l'assessore, abbiamo fatto 5 anni l'assessore insieme, poi lui è diventato nella seconda amministrazione Botteone, poi lui è diventato un mio assessore nel mio primo mandato. Angelo è stata una persona che ha dato molto alla nostra comunità. Purtroppo è accaduto oggi questo incidente rispetto al quale siamo la comunità così attonita rispetto a questo evento che lascia tutti così amareggiati e senza parole. È stato trovato privo di vita il turista scomparso ieri nel Primiero, Carlo Bucci, 75 anni, di Treviso. È stato individuato dai soccorritori questo pomeriggio in fondo a un dirupo sul Monte Vederne, nel comune di Imer. Secondo una prima ricostruzione l'uomo stava percorrendo un sentiero quando è precipitato per un centinaio di metri. L'allarme era stato lanciato ieri sera dalla moglie, con cui l'uomo si trovava appunto in vacanza in Trentino Alto
Adige. Parliamo di un'estate tragica anche per quanto riguarda i motociclisti, tanti centauri vittime della strada nella Marca, solo in questi appunto mesi estivi 8 i decessi registrati. Il comandante della polizia stradale parla delle cause che sono la mancata precedenza e l'alta velocità. Un'estate da dimenticare per i motociclisti, sono 8 i morti nei soli mesi estivi. L'ultimo, lo ricordiamo, la scorsa sera di Strana un centauro non avrebbe visto un furgone che stava per svoltare, uno schianto terribile, il giovane a terra privo di vita. La categoria che quest'estate è stata più colpita sicuramente, ma come spesso accade perché è fortemente legato anche alle condizioni climatiche. Quest'anno è stata un'estate bella, molto calda e quindi sicuramente ha favorito l'utilizzo delle due ruote. L'utilizzo delle due ruote che statisticamente su tutta la nazione è una categoria di diciamo, utente della strada che è piuttosto pregiudicato nell'incidentalità. Ma non solo moto, anche bici, scooter e pedoni sono fra le categorie più colpite in quest'estate torrida. Le cause, spiega il comandante della Poststrada di Treviso, sono quasi sempre le stesse. Abbiamo riscontrato sicuramente la mancata precedenza come causa pressoché quasi sempre presente negli incidenti legati alle due ruote, ma con la mancata precedenza concorre quasi sempre anche una velocità non adeguata dei veicoli. Purtroppo una mancata precedenza può essere tranquillamente non grave o non letale se gli utenti, se chi la subisce, fra virgolette, utilizza una velocità adeguata. Se invece questa velocità non è adeguata, ovviamente la mancata precedenza può diventare grave, addirittura letale. Eppure, secondo i dati Istat, questa estate sul fronte degli incidenti stradali è stata meno negativa sia per il Veneto che per la stessa provincia di Treviso. La nostra regione è una delle poche in Italia in controtendenza rispetto al trend nazionale che ha visto nel 2017 aumentare il numero di vittime sulla strada. Il Veneto invece ha avuto un calo, si parla di 12%, ovvero 40 morti in meno. I controlli sulle strade continueranno. Richiedente asilo spacciava nel Moglianese a giovani anche minorenni, è stato arrestato dai carabinieri. Già conosciuto alle forze dell'ordine, ora per lui sono scattate le manette. Si tratta di un richiedente asilo, Serati Tengol, nigeriano di 26 anni, accusato di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane cedeva dosi di droga a ragazzi, tra i quali anche alcuni minorenni, soprattutto nella piazza di Mogliano Veneto. Lo scorso febbraio era già stato arrestato dai militari dell'Arma all'interno della sua stanza. Nella struttura di accoglienza di Bonisiolo era stato trovato in possesso di 250 grammi di marijuana che deteneva unitamente ad un cittadino senegalese. Le indagini hanno poi accertato che tra il marzo 2017 ed il febbraio 2018 aveva spacciato numerose dosi di stupefacente. Per questo motivo a suo carico è stato richiesto dalla Procura un provvedimento restrittivo che il GIP ha concesso e che gli investigatori di Mogliano hanno eseguito ieri mattina a Padova, dove il soggetto si era trasferito e dove era sottoposto all'obbligo di firma. Ancora da Mogliano con un 32enne marocchino catturato a Marghera e trovato in possesso di droga, era evaso dopo la convalida dell'arresto. Era stato arrestato dai carabinieri lo scorso 21 luglio perché era stato trovato in possesso di 250 grammi di hashish. 2 giorni dopo l'interrogatorio del GIP aveva ottenuto gli arresti domiciliari. Avrebbe dovuto andare direttamente a casa a Mogliano Veneto, ma Bilal Sharaf Edin, marocchino di 32 anni, nell'abitazione non è mai tornato. Era stato infatti autorizzato a raggiungere il comune di residenza senza scorta e così il 32enne aveva pensato bene di cambiare strada e far perdere le tracce. Così il GIP aveva emesso il provvedimento di cattura per evasione, irreperibile da allora fino a quando dopo settimane di indagine è stato individuato. Dal Trevigiano il marocchino si era spostato in suolo veneziano ed esattamente a Marghera. I carabinieri del nucleo investigativo di Treviso, dopo vari accertamenti, lo hanno localizzato nel Mestrino ed hanno chiesto la collaborazione dei colleghi di Venezia Mestre e della polizia locale veneziana. Proprio il personale di quest'ultimo comando lo ha individuato nel tardo pomeriggio dopo un controllo. Fermato, è stato arrestato e portato nel carcere veneziano. La disperazione di una figlia e di una famiglia che cercano un padre scomparso, svanito nel nulla da oltre 2 mesi, quasi 3. Lo vediamo dopo la pubblicità. Eccoci in studio in diretta con la telegiornale di Treviso. Quasi 90 giorni di angoscia
per una famiglia che vive nella periferia di Vittorio Veneto e cerca dall'8 giugno scorso il proprio caro scomparso. Parliamo di Giocondo Ghirardo, l'anziano che è svanito nel nulla mentre andava a Lumache, come ogni anno, ad Ospitale di Cadore nel Bellunese. Una vicenda che abbiamo più volte raccontato, l'ultima chiamata la mattina stessa verso le 11, poi il nulla, alle 15 dello stesso giorno la moglie che ha chiamato, ha provato a chiamarlo, e poi il vuoto, il silenzio e la Seat Ibiza dell'uomo che è stata ritrovata lungo il sentiero oltre al cappello, ritrovato dopo 2 giorni sul greto del Piave. Mesi di ricerche, settimane di ricerche, poi le ricerche si sono interrotte, ma la famiglia preme, chiede disperatamente di poter riprendere in qualche modo le ricerche per trovare Giocondo. Allora la figlia Monica ha lanciato un appello anche su Facebook. Raccogliamo questo appello e ve lo giriamo. Sono Monica Ghirardo, e la figlia di Giocondo Ghirardo. Il mio papà, che è lui, è scomparso praticamente l'8 giugno e sono 2 mesi e mezzo più o meno che si fatica anche a dormire qui, perché è una tragedia indescrivibile. Io non chiedo altro che proseguire le ricerche, perché così non sapere dov'è, non sapere che fine ha fatto mio papà, è una cosa che ci sta logorando tutti quanti, mia mamma, il fratello e tutti i parenti più stretti. E vorrei tanto ringraziare intanto le forze dell'ordine, perché sono stati molto bravi, però insisterei con il prefetto e con chiunque possa darmi una mano per continuare le ricerche di mio papà. Vi prego, aiutatemi. Appello dunque anche al prefetto. Chi ha chiamato in questi casi alle ricerche? Il soccorso alpino, anche gli uomini del SUEM. Persone come i 4 operatori che 9 anni fa, ormai 9 anni fa, precipitarono con l'elicottero Falco. Era il 22 agosto del 2009 a Rio Gere, nei pressi di Cortina, proprio oggi 9 anni fa, una data che non si dimentica e che soprattutto non dimentica chi ha lavorato fianco a fianco con quei ragazzi. Quell'elicottero a terra è il simbolo senza fine di una tragedia. Le immagini che non si cancellano, come non si cancella la memoria di 4 vite perse. 4 vite perse in missione: Dario De Felip, Fabrizio Spaziani, Marco Zago, Stefano Da Forno. 22 agosto 2009, 22 agosto 2018. 9 anni da quando Falco cadeva giù, portandosi via le vite degli operatori di soccorso in missione. Tremendo paradosso, vite perse cercando di salvare vite. Impossibile dimenticare per chi allora lavorava fianco a fianco con quei ragazzi. 9 anni che sembrano ieri, e allora vale ricordarli davvero con il cuore, con tutta la passione che è possibile mettere nel ricordo, se questo ovviamente è autentico, come penso sia autentico in tutta la comunità della montagna. Il maledetto 22 agosto 2009, quando l'elicottero urta i cavi della media tensione nei pressi di Rio Gere a Cortina, e in un attimo è tragedia. Quel giorno un violento temporale su Cortina aveva provocato una frana in una zona piena di escursionisti. La segnalazione era arrivata al SUE, ma c'era il rischio che qualcuno fosse stato travolto. L'elicottero si era alzato, dopo una prima ricognizione aveva fatto scendere un infermiere per aiutare alcune persone in difficoltà. Poi il ritorno sopra Rio Gere per vedere meglio. Fu l'ultimo volo. Ricordo la corsa fatta con l'automobile per salire verso Cortina, e ricordo quando abbiamo scaricato i nostri ragazzi dall'elicottero e purtroppo tutti i successivi tragici momenti che hanno coinvolto ovviamente nel dolore tutta la provincia, ma soprattutto i familiari. Il dolore e l'inchiesta, indagini e perizie, le polemiche per quei cavi non segnalati a dovere. Dalla magistratura arrivò però un'archiviazione. Secondo la giustizia, una tragica fatalità in quel 22 agosto 2009 portò alla morte i 4 del Falco, una tragedia senza colpevoli ufficiali. Questo però non ha impedito negli anni ai colleghi di combattere per un risultato. Il problema degli ostacoli al volo, che sebbene sia stata in qualche modo disciplinata a livello regionale con una legge, siamo ancora in attesa delle delibere applicative. Speriamo che la Regione possa fare un buon lavoro nei prossimi mesi, così come anche
già dichiarata dall'assessore competente Bottaccin. Oggi come ogni anno la ricorrenza di Rio Gere mentre echeggia l'omaggio delle ultime ore firmato dal governatore Zaia. Il dolore è lo stesso di 9 anni fa, così come la gratitudine, ha scritto, e la ricorrenza diventi un monito a tutti coloro che frequentano la montagna. Rispettatela, imparate a conoscerla, non commettete imprudenze, perché ogni volta che vi trovate in difficoltà, uomini come loro salgono in cielo e rischiano la loro vita per salvare la vostra. Come Dario, Fabrizio, Marco e Stefano, che dalla loro missione non tornarono più. In chiusura allo sport è una bella notizia, quella di un'altra medaglia internazionale per la freccia di Dosson di Casier, Davide Paoli, che è salito sul podio ai campionati europei di pattinaggio corsa in svolgimento a Ostenda in Belgio. L'atleta della Polisportiva Casier ha vinto il bronzo nei 200 metri sprint della categoria juniores, gara che dopo le sfide in pista ha inaugurato il programma tecnico della strada. In una prova dalle forti tinte azzurre, Paoli è giunto alle spalle dello spagnolo Daniel Martin e del compagno di nazionale Vincenzo Maiorca. Per il trevigiano 18enne studente liceale al Da Vinci anche la soddisfazione di aver realizzato il miglior tempo in assoluto della fase di qualificazione. Complimenti dunque a Davide Paoli e noi ci fermiamo qui, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito. Arrivederci. General Beton Calcestruzzi, a fianco di chi costruisce e lavora in qualità. General Beton è presente in tutto il Veneto, Friuli, Venezia Giulia e all'estero. Ben ritrovati al meteo. Prevale il bel tempo su tutto il nostro territorio, ma con i soliti disturbi sui rilievi. Nel dettaglio, sul Veneto sarà ampiamente soleggiato, sarà dunque una splendida giornata all'insegna del sole su tutti i settori. Al pomeriggio, tuttavia, non si esclude qualche breve acquazzone di calore sui rilievi. Cielo sempre sereno, al massimo poco nuvoloso invece altrove. Temperature minime tra 19 e 24 gradi. Valori massimi compresi invece tra 29 e 34 gradi circa. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Poche novità, situazione molto simile, solamente con qualche pioggia al pomeriggio sui rilievi alpini. Ampio soleggiamento invece altrove, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo con presenza di poche nubi a carattere sparso. Temperature minime tra 21 e 22 gradi, massime comprese invece tra 31 e 34 gradi. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, con tanto sole al mattino e con accesa instabilità invece a partire dal pomeriggio, con temporali possibili un po' ovunque sulla nostra regione, localmente anche di moderata intensità. Temperature minime intorno ai 19 gradi, massime oscillanti invece tra 29 e 30 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. General Beton Calcestruzzi, a fianco di chi costruisce e lavora in qualità. General Beton è presente in tutto il Veneto, Friuli, Venezia Giulia e all'estero.